Cordiale saluto gentili amici e amiche, Ravvisione all'ascolto, torna info-friuli-tv.net, linea diretta. Quest'oggi andiamo a Ronchi dei Legionari, all'Associazione Leali delle Notizie. Il presidente Luca Perrino è già collegato, un carissimo collega, tra l'altro, per parlare delle ali delle notizie, quella che è stata l'annata 2020, ma soprattutto già al lavoro per il 2021. Allora, buon pomeriggio Luca. Buon pomeriggio a te Omar, grazie, buon pomeriggio a tutti quanti i telespettatori, a quelli che ci seguono e grazie di questa opportunità che ci dai e che ci date. Io intanto ringrazio voi come sempre per la disponibilità e per chiamarmi ogni anno, insomma, a moderare qualche evento all'interno del vostro circuito. Ormai sei una tradizione consolidata che non va persa, Omar, no? Come il Natale, insomma. Uguale. Senti una cosa, allora noi tranquillamente ci diamo del tu perché ci conosciamo da tanti anni, siamo colleghi e questo è lo scopo di queste finestre informative, è proprio quello di parlare in tranquillità senza nessun problema. Senti Luca, 2020 è stato un anno difficile per tutti, è stato un anno particolare anche per il Festival Le Ali delle Notizie, però ancora una volta con sacrificio e con voglia siete riusciti a portare a termine l'edizione, no? Allora, è stato un anno difficile per tutti, sotto il profilo sanitario soprattutto, ma anche sotto il profilo culturale, quindi come noi, come le Ali delle Notizie, che organizza un programma intenso durante l'anno proprio riguardante la divulgazione dei temi culturali e l'organizzazione di eventi culturali, è stato un anno di grande difficoltà. Alcune iniziative non siamo riusciti a portarle in porto. Penso agli appuntamenti di Arte e Territorio, ad esempio, quelli che vengono coordinati da Giulia Micheluzzi e che con cadenza bimestrale di solito portavano qui un artista, portavano qui un fotografo e quindi davano l'opportunità di assistere e di visitare delle mostre importanti e anche di un certo significato. Non siamo riusciti a portare il post-festival con un ciclo che si chiama Punti di Contatto, che di solito avviene in novembre e purtroppo la pandemia non ce l'ha concesso. Abbiamo iniziato a maggio con alcuni appuntamenti online, sia sotto il profilo dell'informazione, quindi con una sorta di aspettando il festival, sia anche con appuntamenti artistici, quindi nell'arte e territorio. Il 3 maggio abbiamo esordito con una giornata speciale dedicata alla libertà di stampa e di espressione, che è uno dei nostri cavalli di battaglia, uno dei temi sui quali ci stiamo molto concentrando negli ultimi anni. Prova ne sono le panchine della libertà di stampa o il grande murales che abbiamo dedicato a Daphne Caruana Galizia. Il festival di giugno non è stato possibile farlo. Siamo fortunatamente riusciti a farlo a settembre con una location diversa da quella alla quale tutti erano abituati, con delle modalità diverse, con molti appuntamenti in presenza, alcuni fatti online, ma comunque riuscendo, a nostro giudizio, a dare un prodotto di qualità, un prodotto importante per le persone che sono riuscite a venire. Le persone sono state tante e, come dicevi tu, Omar, il sacrificio è stato enorme soprattutto sotto il profilo economico, perché noleggiare una tensostruttura e realizzare tutti gli accorgimenti legati al contenimento del Covid-19 non è stata una passeggiata. Non lo è stata per moltissime associazioni culturali che hanno molta più esperienza alle spalle che non quella che abbiamo noi qui a Ronchi dei Legionari, è stata ancora di più per noi, con un budget che non è certamente milionario, ma che è stato tutto quasi interamente concentrato proprio sulla modalità nuova che abbiamo scelto per realizzare il festival, che comunque è stato un buon festival. Il riconoscimento degli ospiti, delle persone, è stato unanime. Quest'anno abbiamo proposto, tra l'altro, se non vado errato, 500 questionari tra il pubblico,
che ci hanno consentito anche di trarre giovamento per quello che andremo a realizzare il prossimo anno. E come hai detto tu, chiaro. noi siamo già in movimento, già pronti, già ehm, Avete già incanalati. messo in moto la macchina, dai, tanto per essere Abbiamo chiari. già fatto questo. Devo dire che Senti, Luca, voi qualcuno diceva, ah, questi sono un po' come un trattore, no? Nel senso che appartono e via, ma voi siete un trattore Landini, nel senso che non si ferma mai, comunque no, noi vada, siamo- qualsiasi situazione andate sempre avanti, questa è la cosa importante. Ma a noi è piaciuto il fatto di essere, piace questa similitudine che hai fatto con il trattore Landini. Noi non ci siamo mai fermati, anche durante la pandemia forte, durante il lockdown, siamo riusciti a fare degli appuntamenti, purtroppo online, ma per far vedere che c'eravamo e per far vedere che eravamo sempre attivi e che volevamo dare qualcosa anche alle persone che stavano a casa, che non potevano uscire, erano impossibilitate a seguire degli appuntamenti in presenza. Questo secondo noi è molto importante. Ci siamo stati nel corso di tutto l'anno, non abbiamo, come abbiamo detto prima, non siamo riusciti a realizzare questi appuntamenti a cui ci tenevamo moltissimo e anche per, tra virgolette, esportare le nostre panchine, quelle che sono state realizzate da Cristina Visentini e che hanno già trovato posto anche tra i caronchi dei legionari anche a Torre Annunziata e al ghetto ebraico di Roma. Avevamo altri inviti, avevamo altri progetti, ma purtroppo adesso sono fermi al palo ed aspettiamo fiduciosi quello che potrà essere il domani nostro e di tutte Senti, le persone. Senti, la cosa importante da sottolineare è che esiste sempre il famoso piano B, nel senso che non è che si dà tutto per scontato, No. e visto che tutto è in diretta, in un certo senso, bisogna sempre avere la soluzione di seconda mano pronta ad uscire nel caso in cui l'emergenza, insomma, faccia brutti scherzi. Per quanto riguarda invece l'edizione 2021, senza svelare gli scenari, eccetera, però 2021 so, da quello che mi avete inviato, ci sono belle novità, no? Sì, ma innanzitutto voglio dirlo che, e mi metto gli occhiali per leggere, lo faremo in due momenti distinti. Il primo dal 25 al 29 maggio in alcuni comuni del territorio. Quindi coinvolgeremo San Canzian di Sonzo, Fogliano di Puglia, San Pier di Sonzo, Sagrado e Aquileia. Con alcuni appuntamenti che posso già svelare alcuni punti, ma insomma senza andare nel dettaglio, alcuni appuntamenti che riguarderanno la mafia, che a noi interessa molto, il cinema, e la comunicazione durante la pandemia, i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e proprio la legalità, la cultura della legalità che porteremo ad Aquileia il 29 di maggio. 29 di maggio, per la verità, ci sarà un doppio appuntamento perché alla mattina saremo ad Aquileia, nel pomeriggio già ci affacceremo nella nostra location di Ronchi dei Legionari con un primo appuntamento dedicato all'editoria in questo caso. Quindi Era già così. ci stiamo attrezzando. Poi il festival vero e proprio dal 1° al 5 di giugno e questo voglio già dirlo e mi piace dirlo, anche grazie ad una rete che abbiamo creato già lo scorso anno, ma la stiamo cucendo ancora più nel dettaglio con due importanti realtà regionali che sono Vicino e Lontano di Udine e l'Associazione Culturale Tesis, quindi il Festival Dedica di Pordenone. Ecco, il 2021, questo lo posso dire, sono molto contento di dirlo, sancirà questa collaborazione tra Ronchi dei Legionari, Udine e Pordenone che speriamo possa dare al nostro territorio un qualcosa in più, perché ci crediamo fortemente, Omar, alla collaborazione tra le associazioni che operano sul territorio. Certo. Senti una cosa, voi siete partiti in sordina qualche anno fa, quando avete iniziato, qualcuno non ci credeva più di tanto, perché dobbiamo essere onesti, ci credevate voi che l'avete organizzato, ma molti un po' vi avevano messo i bastoni fra le ruote. Questo cosa significa? Che se ci si crede veramente nelle cose fatte senza nessun problema, cioè senza vincoli politici, eccetera, eccetera, i risultati poi arrivano. È chiaro, è una semina
che deve essere progettata a giocoforza nel tempo, non si raccoglie subito. Ecco perché ti ho fatto il paragone con Landini. Landini è un trattore lento, ma è un trattore che non si ferma mai, nel senso che anche se ferma piano piano, pop, 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 ma arriva sempre dove si vuole arrivare. Questa è la cosa importante, no? Ma tu ti ricorderai benissimo perché sei stato già alla prima edizione nel 2015. Nel 2015 noi abbiamo iniziato non per scherzo, così. Abbiamo detto, ma perché non facciamo un festival del giornalismo? Se ti ricordi bene, erano 3 giorni, tra l'altro fatti a giugno con un caldo bestiale, con un appuntamento la domenica mattina con un pubblico di 10 persone, non ci vergogniamo a dirlo, sotto una canicola vergognosa, ma noi già quella volta ci abbiamo creduto. Nel marzo del 2015 è nata l'associazione, nell'agosto del 2015 l'associazione è cresciuta e dal primo momento ci abbiamo creduto. Qualcuno ci ha, come hai detto tu, messo i bastoni fra le ruote, anche delle grandi realtà culturali, regionali, hanno visto poi questa... lo sai, se permetti, Luca, non è che lo sto dicendo solo qua, lo dico No. ogni anno dicendo che sono forse uno dei pochi che almeno non ha peli sulla lingua. Quando vengo da voi dico, io vi ringrazio sempre perché vengo volentieri al vostro festival perché so che mi diverto, mi piace e soprattutto si può anche lavorare nella massima tranquillità. Poi c'è sempre quello chiaramente che deve denigrare il lavoro che si fa, ma quelli sono i soliti che ti fanno andare avanti, no? Poi quando vedono le cose che funzionano, tac, gli si accende la lampadina e dice, aspetta un attimo che vengo anch'io, no? Ma la differenza qual è? Ma la differenza qual è? Che nel vostro giardino si semina e si raccoglie e si divide tutti, questo è il discorso. Mentre qualcuno pensava magari di venire anche a brucare, no? In un certo senso, se mi è permesso questo gergo. È proprio come dici tu. E noi il nostro giardino ci teniamo, però una cosa importante che già dicevo prima, noi ci teniamo al nostro giardino, ma grazie a alcune collaborazioni di persone lungimiranti ed intelligenti, noi possiamo fare più giardini, avere più giardini attigui e complementari che ci permettono di avere un bosco, un giardino ancora più bello e rigoglioso. E quindi ben vengano queste collaborazioni. Se uno poi vuole denigrare e dire che noi abbiamo dato più spazio a quello, meno spazio a quell'altro, cosa vuoi? Fa parte del gioco e fa parte della vita di ogni giorno, insomma. Importante è andare avanti. Certo, Luca, ricordati che l'invidia si trova nei campi, ma non sempre si raccoglie, ricordatelo. Sono d'accordo con te, sono molto d'accordo. È vero. Senti una cosa, poi andiamo a chiudere che ti lascio nel tuo lavoro. Cose molto importanti, il festival è anche mirato per dare la possibilità anche a nuovi giornalisti oppure persone che hanno l'interesse di conoscere al meglio insomma, il mondo dell'informazione in generale per poter avere anche un piccolo passaggio e perché no, trovare anche la possibilità di un domani di seminare per raccogliere, insomma, no? È vero, ma noi abbiamo dato spazio fin dal primo anno al volontariato, quindi alle persone che ci possono dare una mano. Quest'anno passato abbiamo avuto veramente una grande affluenza anche di giovani che aspirano a fare i giornalisti, persone che sono venute anche fuori da Ronchi, tra l'altro, anche da Cividale, da Verona, quindi da Belluno, persone che hanno magari iniziato il loro cammino in questo mondo e volevano vedere che cosa succede da vicino e si sono approcciate a noi e hanno avuto la possibilità di essere protagonisti, quindi non solamente spostare sedie o sanificare i posti, ma anche incontrare gli ospiti, parlare con loro, cercare di capire qualche segreto, guardare nel dettaglio come si organizza un festival, capire come si costruisce una notizia. Credo sia anche questo molto importante ed è una possibilità che noi continueremo a dare anche nel 2021. Quindi chi vuole candidarsi a fare il volontario ed essere presente, ben venga. Senti, per concludere, e proprio dopo andiamo a chiudere questo collegamento, 2021, che aria tira nel mondo del giornalismo, dell'informazione in Friuli, Venezia Giulia? Come la vedi?
È una domanda sulla quale potremmo conversare ancora per tanto tempo. Nel senso che siamo nel gatto oppure di più? No, io credo che la varietà dell'offerta informativa non può, secondo me, che far del bene. Quindi, se ci sono nuove voci e ci sono nuove opportunità, credo sia molto importante. Sai, dal canto mio credo che la tenuta dei giornali quotidiani locali, che è molto più importante di quella dei giornali nazionali, perché mentre i giornali nazionali perdono a vista d'occhio, c'è ancora questo zoccolo duro dell'informazione locale. Questo non può che farmi piacere, visto che lavoro in Certo. un giornale locale. Dall'altro canto, credo che il fatto appunto che siano venuti fuori anche delle nuove voci, credo sia molto importante. Non credo siamo messi malissimo. Dobbiamo lavorare, credo, tutti quanti per dare un'informazione sempre più vera e sempre più mirata e sempre più verificata ed importante, ma non credo che siamo messi male, ecco. Anche rispetto a quello che si vede in giro per l'Italia, credo che abbiamo la luce in fondo al tunnel, un tunnel che ha costretto l'informazione in tutta Italia in questi ultimi anni, credo ci possa essere. Senti, tu come me fai parte della vecchia guardia, no? Noi siamo quelli arrivati a cavallo tra il vecchio e il nuovo, nel senso, quelli che abbiamo imparato a usare matita, penna e macchina da scrivere e poi è arrivata la tecnologia moderna. Siamo quelli proprio che hanno terminato, no, quel percorso famoso che è servito per farsi poi il bagaglio tecnico anche operativo. Che consiglio dai ai giovani che vogliono, alle nuove penne in un certo senso? Che consiglio dai? Perché sembra tutto facile, no? Apri un blog, apri questo, apri l'altro, diventi giornalista. Poi magari senti in giro e leggi attraverso Facebook di persone che viaggiano, non dico a 0 euro, ma addirittura a prezzi veramente assurdi e continuano magari a scrivere e si lamentano perché non percepiscono il dovuto. Ecco, che consiglio dai? Allora, da un lato il consiglio più importante che mi sento di dire, visto che sono ormai quasi 40 anni che sono iscritto all'ordine professionale dei giornalisti, è quello dell'umiltà. Intanto l'umiltà della persona che non deve insegnare niente a nessuno, deve scrivere, deve dare informazione, deve verificare, ma senza un pulpito, no? Ecco, l'umiltà. Poi d'altro canto una cosa diventa basilare e molto importante, e questo ne parleremo al festival con un panel dedicato ai freelance che farà scalpore, spero e credo. Non si può continuare a pensare che i grandi editori a livello nazionale paghino un pezzo a 4 euro. Non è Lordi. lordi, non è dignitoso. A mio giudizio non è dignitoso, perché senza voler denigrare assolutamente nessuno, se tu fai stirare una camicia non ti costa 4 euro, ti costa di più. Vabbè, metti il E lavoro e tutto, è giusto, il insomma. lavoro e tutto ti costa di più. E realizzare un pezzo, anche importante, un'inchiesta, come ha fatto Fabiana Pacella e sta facendo nel Mezzogiorno d'Italia, anche mettendo a repentaglio la propria vita, perché lì si parla di mafie importanti, a 10 euro a pezzo, sempre in balia degli eventi, delle giornate, costretta poi a fare altri lavori, lavorare nella pescheria con suo padre, non che sia denigrante, lei piace ma non è normale, no? O giornalisti senza fare nomi e cognome che aspettano 6 mesi per essere pagati da un reportage che hanno fatto magari in Venezuela o in Afghanistan. Questo non è assolutamente normale. O giornalisti belli di carattere che vengono invitati in emittenti televisive nazionali e parlano della crisi nell'America Latina o in Venezuela e vengono invitati come ospiti, grazie, arrivederci. No, non puoi sfruttare la professionalità delle persone. Da una parte ci vuole l'umiltà di chi si approccia a questo mestiere e, come tu lo sai benissimo, deve mettersi in gioco 365 giorni l'anno, no? Perché molto, molto spesso le ferie sono
una chimera, no? Le domeniche sono un sogno, perché succede qualcosa, tu corri, no? E devi essere Se sul se la cronaca chiama, devi essere pronto a rispondere, questo è il discorso. Dall'altro invece non è possibile che queste persone vengano mandate allo sbaraglio. Ecco, questo è Certo. una questione che dovrebbe essere sviscerata non a livello locale, non solo a livello locale, ma a livello nazionale. No? Credo che e spero che l'ordine dei giornalisti che andremo a rinnovare il prossimo anno si accorga di questo neo che si sta allargando in maniera esponenziale. Non ci sono solo i giornalisti nelle redazioni, quelli assunti o quelli o gli opinionisti strappagati, c'è un sottobosco che manda avanti fior di informazioni in Italia dei quali ci siamo dimenticati, ci stiamo dimenticando sempre. E questo è un messaggio chiaro e trasparente che sposo in pieno e condivido, perché è la stessa mia opinione. Dobbiamo dare la possibilità ai giovani, perché ci sono moltissimi giovani che meritano lo spazio, chiaramente con l'equo compenso, perché altrimenti se no non ne veniamo fuori. Giustamente come hai detto tu, io, qualsiasi lavoro che tu faccia, anche da quello che pensa di fare un lavoro umile e sporco, tra parentesi, comunque devi pagare il giusto, ed è giusto così, perché altrimenti Assolutamente non sì. ti fai il lavoro tu, come si dice in questi Certo, casi. certo. Senti Luca, io ti ringrazio e ci sentiremo più Grazie a avanti voi. se ci sono novità, come sempre siamo Grazie, a disposizione e complimenti ancora a te e a tutto lo staff grazie. per continuare a combattere una battaglia forte, vincente ed efficace, come si dice efficace. Grazie Omer, grazie a voi tutti e nella speranza che questa pandemia ci lasci un po' più liberi, ci rivediamo a giugno a Ronchi dei Legionari per la 7ª edizione del Festival del giornalismo di Leali delle Notizie, al quale è legato, voglio ricordarlo e poi concludo, la 4ª edizione del premio dedicato a Daphne Caruana Galizia, per la quale chiediamo anche in questa occasione che sia fatta verità e la giustizia che merita. Grazie. Eccoci qua, siamo tornati in onda, ci scusiamo un attimo, c'è stato un blackout di segnale, d'altronde c'è un temporale che sta arrivando proprio dalle tue parti, sta venendo su da queste parti. Ecco, Infatti. però dico subito che la situazione meteo per quanto riguarda la pianura è tranquilla, in montagna sta nevicando, abbiamo fatto pochi minuti fa anche l'edizione di infofriulitv.net, poi ho pubblicato anche l'ultimo fonogramma inviato direttamente dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, che ha fatto un po' riepilogo. Ci sono dei problemi in montagna per le forti e abbondanti nevicate, alcuni smottamenti nella Varra Colana, tanto è chiusa la strada che da Chiusa Forte porta Sella Nevea, ci sono problemi anche per chi arriva da altre parti, tanto salta anche il segnale RAI, tanto per dirti, e allora questa è la situazione. Per il momento non ci sono grossi interventi per quanto riguarda pianura e costa, purtroppo in montagna sta nevicando abbondantemente e in questo momento lì c'è il concentrato per quanto riguarda i vigili del fuoco e le varie squadre della protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Ringrazio ancora Luca per tutto lo staff delle Ali delle Notizie, ci diamo Grazie. appuntamento a giugno per quanto ci riguarda e noi vi diamo appuntamento, gentili amici e amiche, alla visione all'ascolto più tardi con le ultimissime su infofriulitv.net. Mandi e alla prossima. Ciao a tutti e grazie ancora.